Emergenza Covid, Lampedusa al collasso, Trapani si oppone alla nave quarantena, mentre ad Augusta sbarca l'Aurelia con alcuni migranti positivi a bordo. Licata e Sciacca, altri contagi. Crescono in Sicilia positivi e ricoverati a Favara, in fiamme e il Pescador. Il capo del Genio Civile, Rino Lamendola, centra un importante obiettivo: Acqua del Verdura salverà la stagione agricola dei terreni del circondario riberese. A Porto Empedocle investe un bambino e fugge, poi si costituisce. Sempre a Porto Empedocle, 26enne ordina hashish su internet che finisce in mano ai carabinieri. Arrestato ad Agrigento tunisino, ruba un'auto ma viene bloccato e catturato. E per la pallavolo pronti e ufficializzati i gironi della SEAP da Licardillo per il campionato di B1 femminile. Bentrovati all'appuntamento con l'informazione di TVA Notizie. Apriamo purtroppo con notizie sul coronavirus. Il dato sui nuovi malati di Covid delle ultime 24 ore non si registrava dal 14 maggio scorso e in Sicilia assume proporzioni ben gravi anche per l'arrivo dei migranti che approdano nell'isola, un fatto che giorno dopo giorno sta anche facendo montare una protesta. Il punto nel servizio di Lello Casesa. Con lo sbarco della nave della SNAV Aurelia al porto di Augusta. Dapprima il sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro, del Movimento 5 Stelle, informata dell'arrivo in porto della nave adibita a quarantena per i migranti, ha disposto con ordinanza il divieto assoluto di sbarco. Per tutelare la salute dei miei concittadini, nessuna delle persone a bordo, che siano equipaggio o migranti, potrà scendere a terra ad Augusta, spiega il sindaco. Può apparire una decisione forte, ma ho la responsabilità di assicurare le massime condizioni di sicurezza sanitaria agli augustani. Alcune ore dopo avviene la svolta. La nave Aurelia, adibita a quarantena per migranti, con a bordo più di 250 persone ed una ventina di positivi al Covid, sbarcherà ad Augusta. La prefettura di Siracusa ha fornito ampie ed esaustive rassicurazioni in merito alla tutela della salute e della incolumità pubblica. Dalla nave scenderanno soltanto i migranti risultati negativi al tampone, che saranno portati subito fuori dalla provincia aretosea. Ed in queste ore sono arrivati 276 migranti a Lampedusa con diverse imbarcazioni, persone che si aggiungono ai 250 arrivati nelle ultime ore. Al momento nell'isola e tra i locali della parrocchia ci sono almeno 1400 migranti ed il presidente della regione Nello Musumeci rilancia sul tema dell'immigrazione e dichiara: non si può consentire che migliaia e migliaia di migranti autonomi o con le navi delle ONG possano sbarcare in una terra che è rimasta per mesi in ginocchio e che adesso guarda con una certa prospettiva per potersi riprendere. Roma da questo punto di vista è stata molto impreparata, perché ha affrontato con approssimazione un fenomeno che si preannunciava sin dai primi mesi di aprile e di marzo. Se dipendesse da me, se avessi l'autorità per farlo, dice ancora Musumeci, io chiuderei i porti, che non significa non dover affrontare le necessarie assistenze per chi è in mare, ma questo deve essere fatto tenendo conto della tutela dei cittadini siciliani. Speriamo, conclude il governatore, che da Roma si rendano conto che la Sicilia non vuole essere un campo profughi. E nelle ultime ore neanche Licata è risparmiata dalla nuova ondata di contagi da coronavirus. Sono 3 i nuovi positivi nella cittadina marinara, sono 3 giovani rientrati da una vacanza all'estero che attualmente sono in isolamento. Ieri a Sciacca invece un altro giovane 18enne, questa volta proveniente da Malta, anche lui positivo al Covid, mentre in Sicilia la situazione è critica, i contagi crescono ogni giorno, altri 44 casi, altri ricoveri. Paolo Picone. Sono 44 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Fra questi 7 sono migranti, casi che portano a 828 gli attuali positivi totali nell'isola. Di questi 775 sono in isolamento domiciliare, mentre 53 sono i casi che necessitano di cure ospedaliere, con un incremento rispetto a ieri, soprattutto in terapia intensiva, dove adesso i ricoverati sono 8, mentre 45 si trovano in corsia. Il regime di ricovero ordinario
straordinario. Sono stati eseguiti 3.129 nuovi tamponi che portano quasi a 322.000 il totale generale dall'inizio della pandemia. Resta fermo a 286 il totale delle vittime di questa epidemia nell'isola, 6 sono invece i pazienti guariti. La divisione fra le province mostra 16 casi a Catania, che è sempre la provincia più colpita, con il maggior numero di contagi, 10 casi a Ragusa, dove però si registrano tutti i 7 migranti positivi della giornata. Ci sono poi 8 casi a Caltanissetta, 6 a Palermo, 2 a Siracusa e 1 ciascuno nelle province di Messina ed Agrigento. Qui c'è un nuovo caso di coronavirus a Sciacca. Un 18enne rientrato da Malta è risultato positivo al tampone. Il giovane si trova in isolamento, così come tutta la famiglia. In queste ore si sta cercando di ricostruire la catena dei contatti avuti dal ragazzo dopo il rientro in Italia. Ricostruzione che appare più complicata del solito, perché secondo una prima ricostruzione il giovane sarebbe rientrato a Sciacca da diverso tempo e per questo motivo non sottoposto agli attuali stringenti controlli sanitari previsti per chi torna da paesi considerati a rischio, tra cui proprio Malta. Il ragazzo sta comunque bene, attualmente Sciacca, che è stata la città dell'Agrigentino con più contagi, conta 2 positivi. E momenti di tensione si sono registrati ieri all'interno del centro di prima accoglienza di Lampedusa tra somali e libici che, a causa dei limitatissimi spazi costretti a condividere, hanno iniziato a litigare perché, a quanto pare, i libici si erano troppo avvicinati alle donne somale e lì giù con lanci di pietre, urla e minacce. Per fortuna sono intervenute le forze dell'ordine a sedare gli animi ed evitare che la situazione potesse ulteriormente precipitare. Questo è solo uno degli aspetti che rende in queste difficili giornate preoccupata e poco serena la vita degli abitanti della più grande delle Pelagie. E intanto è stato dato alle fiamme nella notte El Pescador, uno dei simboli dell'accoglienza a Favara. Vediamo. Bruciata nella nottata di ieri la barca esposta a Favara presso il convento di San Francesco, denominata Il Pescador, ubicata presso la collina. È diventato un simbolo di pace che Fra Giuseppe Maggiore, guardiano del convento dei frati minori di Favara, aveva fortemente voluto, come fece a suo tempo il Papa Francesco ad Assisi. La barca posta nella collina era diventato un simbolo di incuria e di abbandono, poiché alla partenza di Fra Giuseppe nessuno si era curato più dell'imbarcazione e della sua pulizia, e giorno dopo giorno era diventata sempre più un bene degradato. Quindi qualcuno ha pensato di risolvere fattivamente il problema. Diverse le reazioni, tra queste quella del Circolo Arci di Favara, che afferma come un altro colpo alla crescita culturale e sociale del nostro paese la barca El Pescador, simbolo di accoglienza e pace fortemente voluto dai frati minori del convento di Sant'Antonio, è stato dato vigliaccamente alle fiamme. Inoltre crediamo che i messaggi veicolati da alcuni leader politici di destra contribuiscono in maniera decisiva all'incitamento alla violenza e all'odio, all'intolleranza nei confronti dei migranti. Non bisogna cedere a questi gesti inconsulti per l'Arci di Favara, occorre ricostruire proprio in questo spazio, tutti insieme, amministrazione, politica e associazioni, qualcosa che richiami questi valori, riscrivendo «Ero forestiero e voi mi avete accolto». Anche il deputato regionale di Favara di 5 Stelle, Giovanni Di Caro, afferma che quando si esasperano i toni sul fenomeno dei migranti, parlando impropriamente di invasione di quelli che vengono a invertarci perché portatori del Covid-19, si trova sempre l'invasato di turno che commette azioni deprecabili e meschine come quelle successe stanotte a Favara. Per l'onorevole Di Caro di 5 Stelle, che ha commesso il reato di incendio doloso su un'imbarcazione così carica di simboli, non rappresenta nessuno, ma solo l'ignoranza, la meschinità, la vigliaccheria di una sparuta minoranza. Per concludere, l'affermazione del sindaco di Favara Anna Alba, che appresa la triste notizia del gesto vile che ha colpito la nostra comunità intorno alle 3 di stanotte nel piazzale Belvedere di San Francesco, auspico che sia solamente un mero atto vandalico e non un gesto razzista. Importante obiettivo raggiunto dal Genio Civile di Agrigento, guidato dall'ingegnere capo Rino Lamendola, che salva la stagione agricola del Riberese. Lo fa con un incontro che sancisce che l'acqua del fiume Verdura verrà utilizzata per irrigare i terreni del circondario.
Buone notizie arrivano dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile di Agrigento, Rino Lamendola, in merito alla stagione agricola nel bacino del Sosio Verdura. Infatti saranno erogati entro il prossimo mese di settembre ben 300.000 metri cubi di acqua in favore degli agricoltori del bacino Fiume Sosio Verdura. La distribuzione del prezioso liquido autorizzata dalla competente autorità di bacino è stata programmata nel corso di un incontro che si è tenuto ieri al Genio Civile di Agrigento, cui hanno partecipato il responsabile Idroarea del Sud Enel Green Power, ingegnere Andrea Girolamo Cicero, l'ingegnere Salvatore Butera dell'Enel, il sindaco di Villafranca Sicola Domenico Balsamo e una delegazione della giunta comunale di Burgio composta dagli assessori Turrisi e Guddemi. Durante l'incontro, che fa seguito a un proficuo intervento del prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, sono state stabilite le modalità di erogazione dell'acqua proveniente dalla diga Gamma Uta, che sarà rilasciata dalla centrale Enel di San Carlo lungo il fiume Sosio Verdura, seguendo un tracciato che alimenterà l'attingentamento delle acque agli agricoltori del comprensorio che hanno ottenuto l'apposita autorizzazione rilasciata dal Genio Civile di Agrigento. Siamo lieti, afferma il capo del Genio Civile di Agrigento, Rino Lamendola, di aver offerto il nostro contributo affinché siano salve le colture stagionali del comprensorio del Verdura, ricadenti in territorio di Burgio, Caltabellotto e Villafranca Sicola, comprensorio non alimentato dal Consorzio di Bonifica Agrigento 3, che per collocazione altimetrica dell'impianto può solo garantire la distribuzione idrica delle acque provenienti dalla traversa Favara di Burgio ai terreni del bacino di Verdura ricadenti a valle in un territorio sito a Calamonaci, Ribera e Sciacca. Tutto ciò per Lamendola è stato possibile grazie ai proficui impulsi impressi dal prefetto Cocciufa e alla grande collaborazione registrata tra l'autorità di bacino, le amministrazioni comunali del comprensorio, l'Enel e l'ufficio del Genio Civile. Proseguono intanto i lavori portati avanti dallo stesso ufficio del Genio Civile per la pulizia del fiume Sosio Verdura, per uno sviluppo complessivo di oltre 20 km, compreso tra la dismessa linea ferroviaria in contrada Verdura, il territorio dei comuni di Sciacca e Ribera, e il ponte sulla strada statale 386 a cavallo dei confini tra i comuni di Burgio e Chiusa Sclafani, interessando anche il territorio dei comuni di Calamonaci, Caltabellotto e Villafranca Sicola. Il progetto impegna complessivamente 6,5 milioni di euro, è stato suddiviso in 5 lotti al fine di consentire alle imprese affidatarie di lavorare contemporaneamente, accelerando l'esecuzione dei lavori che dovrebbero essersi conclusi almeno per la zona esposta ad esondazioni prima delle piogge invernali. Per evitare ulteriori esondazioni nel tratto del fiume dalla dismessa linea ferroviaria di Contrada Verdura alla Foce è importante che vengano realizzati anche i lavori in capo alla protezione civile che sono stati recentemente appaltati. Acquista hashish su internet, ma il pacco arrivato viene controllato dai carabinieri e scatta l'arresto per un 26enne di Porto Empedocle. Adesso il lavoro degli investigatori è finalizzato a conoscere e tracciare il luogo di partenza della sostanza stupefacente, circa 500 grammi in panetti, e principalmente capire chi dall'Olanda li abbia spediti. La torre, segno mariano delle città di Agrigento e Trapani. C'è un messaggio di Don Alessandro Damiano che si avvia all'ordinazione episcopale, e nel servizio anche la testimonianza del Cardinal Montenegro. Continua il cammino in preparazione all'ordinazione episcopale di Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo coadiutore eletto di Agrigento, che si terrà il prossimo 5 settembre nella cattedrale di Agrigento. In queste settimane sono state proposte alla Chiesa agrigentina, sullo sfondo di 5 elementi contenuti nello stemma episcopale dell'arcivescovo coadiutore, il melograno, il ramo di mandorlo, il mare, la torre, la fascia dorata, delle videocatechesi che servono ad approfondire altrettanti temi legati al ministero del vescovo della Chiesa. In questo video l'arcivescovo Francesco Montenegro mette in risalto la figura
del vescovo in una chiesa locale come segno di unità, ma anche come guida. Il vescovo, dice, rappresenta il Cristo buon pastore e deve guidare la propria comunità in una situazione storica non sempre facile. Nello stemma di Don Alessandro, continua Don Franco, c'è la torre che significa stabilità. Ormai siamo quasi al compimento del cammino che ci siamo prefissi di fare per prepararci all'ordinazione di Don Alessandro. Abbiamo parlato di come il vescovo sia importante nella sua Chiesa perché è segno di unità. Tanti cristiani che hanno ricevuto il dono del battesimo e della fede si riconoscono tali, fratelli, figli, in questa figura particolare che è figura del vescovo che rappresenta il Cristo buon pastore. Ma il vescovo c'è per tenere uniti, ma il vescovo c'è anche per guidare la propria comunità. Deve farla camminare in una situazione storica che non sempre è facile. Nello stemma di Don Alessandro c'è la torre. La torre significa stabilità, sono delle pietre poggiate l'una sull'altro che danno sicurezza a chi è lì per difendersi. La Chiesa c'è per affrontare le difficoltà, c'è per annunciare quella parola e questo essere insieme diventa la nostra forza e la nostra stabilità. L'essere insieme è importante perché come la torre ha bisogno di tante pietre, noi cristiani dobbiamo convincerci che la fede non appartiene, la mia fede non appartiene soltanto a me, la mia fede è dono per l'altro e io ricevo dall'altro il dono della sua fede. Questo costruisce quella torre che dà stabilità, che dà speranza e che dà anche gioia, perché non crollo, perché c'è qualcuno che mi sostiene, l'altro non può crollare perché io, se faccio la mia parte, lo aiuto a stare al suo posto. Ecco, allora prepariamoci a questo momento, riflettiamo su cosa significhi essere torre stabile, chiediamo al Signore una fede stabile che sappia stare con la fede degli altri e allora il nostro sguardo arriverà lontano e finalmente vedremo che cieli nuovi e terra nuova arriveranno. Sono cresciuto all'ombra del santuario Maria Santissima Annunziata, dove si venera Maria, la Madre del Signore, come Madonna di Trapani. Tutta la Chiesa guarda a Maria come modello di ascolto, accoglienza e pratica della parola del Signore. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio. Nelle litanie lauretane viene indicata Torre di Davide, Torre d'Avorio. Per questo la torre, quale elemento mariano, non poteva proprio mancare. La torre poi richiama anche le città di Agrigento e di Trapani. I loro stemmi civici riportano le torri. Quella alle mie spalle è la torre del Castello di Mare o della Colombaia. È importante non perdere di vista la città che abitiamo. E quello è il luogo in cui si è chiamati a esercitare un ministero, a esercitare un servizio. Tutti coloro che abitano un luogo, una città, ne sono responsabili, seppur in modo diverso. Il vescovo non è esente dal considerare che il suo servizio, come dire, non è campato in aria, ma inserito in un contesto civico ben preciso, che è quello e non un altro. Nel nostro caso, la provincia di Agrigento, con la comunità dei credenti che l'abita, nella condivisione delle gioie, delle speranze, delle tristezze e delle angosce che lì si vivono, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono. Lì bisognerà impegnarsi a iscrivere la logica del Vangelo nella vita della città terrena, avendo cura, in primo luogo, del bene comune. Città turrite, Trapani ed Agrigento, vi invito a guardare con me colei che invochiamo Torre di Davide, Torre d'Avorio, come rifugio sicuro, pronti, come servi alle nozze di Cana, a fare quello che il figlio suo ci dirà.
La Lega scalda i motori in vista dell'imminenza delle elezioni e rinnova le sue cariche. Alessi e Burgio avranno il compito di organizzare il partito di Salvini con uomini e strategie politiche. La Lega si rafforza ad Agrigento, il segretario regionale Stefano Candiani e il commissario provinciale Massimiliano Rosselli hanno conferito 2 importanti incarichi di partito. Hanno nominato infatti il vice commissario provinciale e il responsabile degli enti locali, vice commissario, l'imprenditore Silvio Alessi, già candidato sindaco del centrodestra nelle precedenti elezioni amministrative al comune di Agrigento. Responsabile provinciale enti locali sarà invece l'imprenditore Lillo Burgio, responsabile per la circoscrizione Europa dell'AIM, Associazione Italiani per il Mondo, e assessore comunale a Naro. Con queste nomine il commissario provinciale della Lega ha inteso rafforzare il partito che sarà presente con le proprie liste alle elezioni amministrative dei comuni della provincia di Agrigento, in particolare a Raffadali. La Lega presenterà una donna come proprio candidato, sindaco Elina Rampello, consigliere comunale uscente. Ad Agrigento invece, insieme a Fratelli d'Italia, la Lega appoggerà quale sindaco la candidata indipendente Daniela Catalano, avvocato e attuale presidente del Consiglio Comunale di Agrigento. Sin dalla fine settimana, pertanto, il commissario provinciale Rosselli, il vice commissario Alessi e il responsabile enti locali Lillo Burgio si concerteranno con il deputato europeo Annalisa Tardino, responsabile per la campagna elettorale nei comuni della provincia di Agrigento, nei quali si voterà il 4 ottobre prossimo, in modo da rendere la Lega competitiva e, ove possibile, anche vittoriosa. Omissione di soccorso e guida senza patente. A Porto Empedocle investe un bambino, scappa, poi si costituisce, accaduto ieri, e la protagonista è una empedoclina 31enne che, dopo aver investito un bambino di 10 anni che transitava sul viale della Vittoria della cittadina marinara, si è allontanata essendo consapevole di non possedere il titolo di abilitazione alla guida dei veicoli. Poi però si è costituita e sono scattati provvedimenti giudiziari. Il piccolo ricoverato in ospedale ha riportato un trauma cranico. Sono 14 consigli comunali in provincia di Agrigento che non hanno ancora approvato la bozza dello statuto per la costituzione della nuova società consortile pubblica che dovrà sostituire l'azienda privata Girgenti Acque nella gestione del servizio idrico integrato. Si tratta di Agrigento, Camastra, che è commissariato, Comitini, Casteltermini, commissariato, Favara, Lampedusa Linosa, Montallegro, Porto Empedocle, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, San Giovanni Gemini, San Biagio Platani, anche questo comune commissariato dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, Ravanusa e Sciacca. Ai consiglieri di questi comuni il Forum per l'acqua pubblica, rappresentato da Antonella Leto, chiede di fare presto. Chiediamo a tutti i consiglieri comunali, scrive Leto, di approvare quanto prima lo statuto dell'azienda speciale consortile e a tutte le forze politiche, sindacali, associative e alle cittadine e ai cittadini di vigilare e sollecitare i consigli comunali a non declinare una responsabilità che devono assumere trasversalmente. L'acqua non ha colore politico, non è una merce da vendere, comprare o barattare, non può essere ostaggio di ragionamenti opportunistici, di turni elettorali, di temporeggiamenti gattopardeschi che rischiano di lasciare spazio a nuove privatizzazioni. Per il Forum in provincia di Agrigento non c'è forza politica che in questi anni non abbia fatto campagna elettorale mettendo il ritorno dell'acqua pubblica tra i punti programmatici. Nessuno oggi si schiererebbe apertamente col gestore privato né sosterrebbe legittimo continuare a fare profitto sul bene comune primario. I danni prodotti dalla privatizzazione del servizio idrico integrato sono ancora da quantificare in termini di disastro ambientale, sociale ed economico prodotto, di disagio che ancora subiscono i cittadini. Il percorso verso la ripubblicizzazione dell'acqua, aggiunge il Forum, intrapreso dai sindaci che compongono l'ATI, con la risoluzione del contratto di gestione prima ancora che intervenisse la magistratura e il prefetto con l'interdittiva antimafia e poi deliberando la costituzione di un'azienda speciale consortile quale futuro gestore del servizio idrico integrato, è stato un esempio positivo sotto i riflettori
riflettori a livello nazionale e regionale, ma il rallentamento degli ultimi mesi è inquietante. Soltanto 21 su 35 sono i comuni che hanno approvato lo statuto dell'azienda speciale consortile, da sempre indicata dal Forum come modello di gestione pubblica e partecipativa, e all'appello mancano le città capoluogo e i centri più grandi. Il pericolo di una nuova privatizzazione, così facendo, resta dietro l'angolo. A Lati chiediamo di accelerare sull'aggiornamento del piano d'ambito. Lo bloccano in via Garibaldi dopo che aveva rubato un furgoncino Fiat Doblo con il quale correva oltre i limiti di sicurezza e velocità. Probabilmente voleva allontanarsi nella possibilità di comprendere che poteva essere bloccato, e quindi è accaduto ieri ad Agrigento, protagonista un tunisino arrestato tra l'altro tra gli applausi degli astanti e tradotto in carcere in flagranza di reato. Le forze dell'ordine hanno anche avviato le procedure per capire a chi quell'auto sia stata trafugata. Venetico Marina piange, il piccolo Gioele e la mamma. Ieri c'è stata una veglia di preghiera. La comunità di Venetico si è stretta ieri sera attorno a Daniele Mondello. Con una veglia di preghiera, in tanti hanno voluto manifestare la propria vicinanza al marito di Viviana Parisi e papà di Gioele, presso la parrocchia Santa Maria del Carmelo, in piazza Madonna delle Grazie di Venetico Marina. Don Cleto D'Agostino ha cercato di rivolgere parole di conforto alla famiglia Mondello Parisi per la grave tragedia che li ha improvvisamente colpiti. Poi un lancio di palloncini bianchi al cielo da parte di alcuni bambini hanno ricordato il piccolo Gioele di 4 anni. Una comunità profondamente scossa per quanto accaduto e che attende ancora tante risposte. Una tragedia che ha colpito duramente la piccola cittadina, dove tutti conoscevano Viviana anche per la sua professione di DJ. La Valle dei Templi, meta gettonatissima del turismo, batte record su record. Lello Casesa. In soli 3 giorni la Valle dei Templi ha registrato oltre 17.000 visitatori, un dato sicuramente positivo che incoraggia il parco archeologico chiuso durante i primi mesi dell'anno, ma che richiede uno sforzo comune per collegare meglio la valle al suo centro storico. Nella giornata di martedì i visitatori infatti sono stati 5.541, nella giornata di mercoledì 6.325 e giovedì 5.713. Sono principalmente turisti italiani ma anche turisti provenienti da ogni parte d'Europa. Questi dati normalmente il parco li registra durante le prime domeniche del mese, quando l'ingresso è gratuito. Dati incoraggianti che vedono primeggiare il sito culturale della Valle dei Templi fra i siti in Sicilia, ma che mostrano un divario con le presenze in città nelle diverse strutture ricettive, sia piccole come bed and breakfast, affittacamere e case vacanza, che alberghi che hanno avuto incrementi da agosto in poi. Un turismo di passaggio nella valle che lascia poco nelle casse della città, nonostante una tiepida ripresa che deve essere potenziata da servizi di qualità ambientale ed una migliore organizzazione. Soddisfatto naturalmente dei dati il sindaco di Agrigento, che in una nota stampa rilancia l'opera di promozione culturale svolta negli anni precedenti a beneficio del turismo. La nostra area archeologica supera ancora una volta gli altri siti culturali, afferma Lillo Firetto nella veste di componente del Consiglio del Parco Archeologico. Sono dati importanti per il turismo agrigentino, soprattutto in periodo Covid, gravato pesantemente sul turismo straniero. In periodo di lockdown pensare all'estate in questi termini sembrava impossibile. I risultati positivi di queste presenze sono ben visibili anche in città e nelle località balneari di San Leone. È certamente il frutto di una visione e di una campagna di comunicazione che ha lanciato l'immagine di Agrigento e della sua Valle dei Templi come meta turistico-culturale tra le più ambite a livello internazionale, con grandi eventi quali le 2 edizioni di Google Camp e la sfilata di Dolce & Gabbana, di cui ancora vengono proposti video e servizi
servizi fotografici ed altri progetti culturali quali Agrigentium, premio del paesaggio con cui la Valle dei Templi ha conquistato la candidatura di Agrigento a capitale italiana della cultura 2020. E adesso un piccolo break che dedichiamo alla pubblicità e torniamo tra poco con altre notizie. Michelle Hunziker, popolare e amata showgirl nazionale, ha scelto la Sicilia per le sue vacanze, in particolare la spiaggia delle Pergole di Realmonte. La soubrette ha postato una foto su Instagram nella quale testimonia la sua approvazione e ammirazione per l'isola, affermando che la Sicilia è qui che fui battezzata all'italianità. In un'estate del 1992 a Militello, dice, feci l'esperienza che mi flashò a tal punto di voler diventare un giorno italiana. Dalla ricotta calda al suo siero alla mattina, portata dalla nonna in lutto e miei amici, alle camminate nelle distese interminabili di terra rossiccia e fichi d'India, una terra antica, dice, piena di cultura e profumi meravigliosi, con la sua gente ospitale, la quale ti accoglie come se fossi un membro della loro famiglia. E grazie Michelle per la testimonianza. E dalla Hunziker passiamo adesso ad un'altra vicenda di popolarità all'insegna del bene o male, importante che se ne parli. Ci riferiamo alla foto divenuta virale della ragazza a cavalcioni sul collo della statua di Camilleri, che ha generato una inutile rida di polemiche. Non esprimiamo giudizi e sul fatto andremo anche velocemente, perché quanto accaduto implicherebbe una serie di analisi di natura sociologica che lasciamo agli esperti, ma tra chi approva, chi si meraviglia, chi si indigna, la realtà è una. La ragazza ha postato la foto per avere una popolarità che mai avrebbe avuto senza le approvazioni e indignazioni del popolo della rete, e ha ottenuto il suo obiettivo. Sui contenuti per noi è meglio glissare. E passiamo allo sport. La SEAP Dalli Cardillo ufficializza la composizione dei gironi del prossimo campionato di Serie B1 femminile. Ufficializzato il girone della squadra di pallavolo femminile dell'Aragona, la SEAP Dalli Cardillo comunica che il settore campionati della FIPAV ha ufficializzato la composizione dei 5 gironi della prossima Serie B femminile. La squadra del presidente Nino Di Giacomo giocherà nel raggruppamento E. Il girone è composto da 12 squadre, 5 siciliane, 3 campane, 2 pugliesi, una molisana e una calabrese. La SEAP Dalli Cardillo affronterà le seguenti formazioni: Luvo Barattoli Arsano Napoli, Givova Fiamma Torrese Napoli, Link Campus University Stabie Napoli, Grotte Volley Bari, Ares Cerignola, Volley Region Reggio Calabria, Pallavolo Sicilia Catania, F. Schulz Zuccaro Messina, Accademia Sant'Anna di Messina, Progetto Team Modica, Europa 92 di Isernia. Confermate inoltre le previsioni della vigilia, con la novità dell'aggiunta di un nuovo girone rispetto ai 4 degli anni scorsi e la presenza di meno squadre in ogni singolo raggruppamento. Il campionato inizierà il prossimo 7 novembre, mentre il calendario degli incontri e la formula delle promozioni e retrocessioni saranno resi noti prossimamente. Il campione di powerlifting Michele Peluso si è esibito a Castel di Tusa in una performance dimostrativa di questo particolare sport. Il powerlifting, il sollevamento di potenza, si può considerare come una variante del sollevamento pesi, dal quale si differenzia in diversi punti. Il sollevamento pesi include lo strappo e lo slancio, eseguito come un unico movimento, mentre il powerlifting comporta lo squat, lo stacco da terra e la panca piana. Buongiorno, io sono siciliano, i miei genitori vivono qui a Castel di Tusa, in questa magnifica cittadina di Castel di Tusa, e pratico powerlifting. Sono un atleta della nazionale italiana master powerlifting e niente, mi
farebbe molto piacere che anche qui, insomma, in questa meravigliosa fetta di terra siciliana si potesse conoscere qualcosa che io reputo grande, bellissimo, ecco, dove anche qualche ragazzo conosciuto già si sta approcciando al powerlifting e tuttavia oggi ci faremo una piccola esibizione, insomma, mostreremo quello che facciamo noi con amore, insomma, e tantissima passione. Con questo ringrazio la Federazione Italiana Powerlifting, il Presidente e tutto l'organico, ecco, che mi ha dato la possibilità e la concessione di potermi esibire, ecco. E volevo ringraziare tantissimo il Comune, il Sindaco, l'amministrazione comunale di Tusa, Castel di Tusa, il signor Renato, il signor Mazzola delle Lampare e i signori del Lido Est. E ringraziare Massimo di tutto questo anche. Così importante. Sicuramente lei è supportato da sua moglie, dai suoi figli, da suo padre, dai suoi fratelli. Un particolare ringraziamento e saluto lo voglio fare alla sua prima sostenitrice, che è sua madre. Grazie. Michele Peluso ha vinto la medaglia d'oro ai campionati europei di powerlifting. La competizione, svoltasi in Ungheria a Győr, ha messo ancora di più in evidenza il talento di Peluso, uno dei grandi specialisti ormai affermati in tutto il mondo. Il campione di Motta d'Affermo, infatti, nella sua carriera ha conquistato medaglie a livello italiano, diversi record tra cui ben 21 ori, e mondiale, 2 bronzi e 2 argenti. E adesso ha la soddisfazione con la loro massima a livello europeo e il record italiano di squat con 305 kg. E termina qui il nostro notiziario, noi vi ringraziamo per averci fin qui seguito, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni, auguriamo a tutti naturalmente un buon weekend che si annuncia anche abbastanza caldo. Arrivederci!